Stamattina 6:15, siamo da soli, carichiamo lo zainone 19 kg e si parte per un nuovo bivacco. Direzione Alpi Orobie e ora passiamo dal bar perché ci sta e poi ci diamo su. A few moments later. E si parte, ci troviamo a Carona, in provincia di Bergamo, vicino alla Valtellina, e il sentiero di oggi prevede di dormire al bivacco Pedrinelli e arrivare al Pisto Zerna a 2500. Andiamo, siamo da soli oggi, avventurona, bacchette di Jack, ringraziamo Jack. Niente, carichi duri, ci aspettano 1400 metri di dislivello e ho chiesto un po' com'erano le temperature, mi fanno che stamattina in paese c'era 1 grado. Io salgo 1400 metri rispetto a qui, solo salita, non ho dei saliscendi, quindi sarà una nottata fredda. Siamo arrivati al borgo di Pagliari, che vallatina stupenda, veramente bella. Eccoci alle famose cascate, non so che altezza, non mi ricordo il nome, ma so che adesso io devo andare a prendere un bivio. 350 metri di dislivello fatti. Ho 5 litri d'acqua nello zaino, no? Più 2 birrette, più un succo. Ma berrò comunque da sta fontanella perché ho paura di finirla. Ma non la finirò mai. Primo sentiero sbagliato, adesso ci riconnettiamo andando giù da questa cavetta qui. Abbiamo abbandonato la mulattiera per infilarci nella boscaglia. Altre cascatone, penso che siano sopra quelle che abbiamo visto prima. È Carona, da dove sono partito. Siamo quasi usciti dalla boscaglia. Ho incontrato questo signore che è tra l'altro l'unica persona che ho incontrato da quando ho preso questo bivio. Ho fatto mezz'ora di chiacchiera buona, ha raccontato un po' della zona abitando qua. Niente, è stato un bel incontro. Non so neanche che ore siano. Ho una fame nera. Voglio uscire dal bosco e mangiare. Iniziamo a vedere la prima neve. Panino, è il momento del pranzo. Io a 1800. Sono da solo, completamente. Ripartiamo in questa direzione. Che vallata bellissima, bellissima. Io in teoria devo arrivare là in cima. Quello è il Pisto Zerna, quasi a 2006. Vedremo. Che vallata, è stupenda, stupenda. Mamma mia, adesso qua c'è una persona. Qua continua tutto sto prato rosso, un po' paludoso. Bello, bello, bello. E praticamente niente, è passata questa persona che mi ha detto che ci sono già 2 ragazze in bivacco, quindi dai, stasera non siamo soli. Che vista che si è aperta dietro di noi. Ora spiovicchia un pelo, prima ha nevicato un goccio, siamo a quota 2020, inizia a esserci la neve attorno a noi, come si può ben vedere. Ah, che aria pulita. Guarda che quello è il Pisto Zerna, riesco a entrare a vedere il bivacco, che se non mi sbaglio si trova circa qua. Mi stavo perdendo questo lago. Che spettacolo, ma che spettacolo, cioè in che situazione è incastonato. Troppo bello. Poi questo po' di neve gli dà ancora un po' un fascino maggiore secondo me. Ma che spettacolo, mi sono innamorato di sto lago, ho perso mezz'ora. Adesso ci riavviamo, ho perso fin troppo tempo. Qua c'è il pizzo, che non si vede più. Valuterò se andarci oggi o domattina.
Non abbiamo percorso troppa rispetto a prima perché siamo sopra il lago, quindi sono nuvoloni che vanno e vengono. Quella là è molto grigia, spero che non arrivi da noi. Si vede il Pisto Zerna e anche la sua bella croce. Eccola la crocina, è lì. Direzione è proprio quella. In una mezz'oretta sono al bivacco, secondo me. Che roba. Inizio a sentire la stanchezza. In montagna, silenzio. Però esserci così da soli è un altro effetto, è un altro effetto. C'è proprio un silenzio che è mistico, affascina. Bivacco Pedrinelli, passo del Pulino, che ci andrò dopo. Pedrinelli ancora 10 minuti. Per di qua. Ciao! St'ultimo tratto non si arriva più. Fatica. Ultime parole famose del non si arriva più. Perché il bivacco infatti è qui. Eccoci arrivati al bivacco Pedrinelli. 2350 metri. Adesso ci sarebbe la salita per il Pisto Zerna. Adesso valuto, mi riposo un attimo. Vado fino qui al passo del Publino, non penso di andare in croce perché non si vede niente. Magari ci vado domani. Che spettacolo! Wow! Figa, se a 20 anni sei così è grave. Siamo qui con i ragazzi, conosciuto il bivacco, Gian e Gian. Gian e Gian. Gian e Gian, e ora arriviamo sulla crestina, niente croce. Sotto di noi un bel vuoto di 600 metri, cima tonale davanti, complesso del Bernina, Sondrio qua sotto, che spettacolo. Meno 4. Buonanotte, domattina si va sul pizzo. One nap later. E buongiorno, sono le 6:20 e ora andiamo fino alla croce. In salita. Siamo arrivati in vetta. Bella ragazzi. 2600. E ora sorge il sole. Monte Rosa. Ecco che arriva il sole finalmente, non vedevamo l'ora. Freddo boia. Posto stupendo, veramente che alba. E si riscende verso il bivacco, andiamo a far colazione. Questa è la cresta dove siamo saliti, che qua c'è la croce dove eravamo prima. Bivacchino da dentro. Ho salutato gli ultimi 2 ragazzi che sono andati via. Qua si vede questa marmottina. Non so se si riesce a vedere particolarmente bene, aspetta. Che era rimasta bloccata all'interno del bivacco. Comunque notte non tanto fredda. Siamo arrivati a -3, -4. Adesso ci sono 4 gradi che è arrivato il sole. Che zona mistica. Cioè comunque adesso così con queste nuvole fa un clima bello. È freddo, soprattutto qui sul passo che tira un po' di vento. Chiudiamo ufficialmente il bivacco per un po'. È pulito.
E via. Bivacco alle spalle. Zainetto pieno, però leggero. E adesso si va giù. Direzione Milano. Si va da Viola. Si va da Viola a fare tappa. Di nuovo il bivio di ieri, ma a sto giro prendiamo la variante laghetti di Caldirolo. Qui vediamo il lago di ieri, cioè questo, il primo laghetto del giro dei laghetti di Caldirolo. Qui siamo agli altri due laghetti, questo più alto che alimenta a sua volta questo più basso. E dal di qui parte il torrente che alimenta quello sotto. C'è un altro laghetto ancora. Stupendo il lago che abbiamo visto all'andata da questa prospettiva, madonna. Siamo giù in vallata, qua su si vedono ancora i ragazzi che erano saliti prima che stanno scendendo. Quella è la cresta del Pizzo Zerna. Adesso tra poco ci rituffiamo nel bosco dove non avremmo viste così ampie, quindi questa ultima vista. Ho fatto qualche foto a lunga esposizione in questo bel punto e ora proseguiamo verso Carona, che non dovrebbe mancarci tanto. Il borgo di Pagliari, Carona. Eccoci ritornati al mezzo. Zainone all'interno della macchina. Tornato alla macchina, si va in direzione Milano. Finisce qui l'avventura, è stata stupenda. Settimana prossima, altro bivacco.